Non solo nuoto al Team Euganeo di Este. Il 6 agosto, infatti, all'interno della grande piscina scoperta di Este, si è svolto l'annuale Summer Night Party, la festa di fine estate per i giovani del territorio. Quale sarà poi il programma della serata? È un evento unico nella stagione 2010, è un happy hour in collaborazione con l'amministrazione comunale di Este e la All Event. Si propone di promuovere il nostro impianto estivo in tutti i modi, di giorno già lo facciamo con la parte estiva, con i bagni eccetera, e anche di sera per i giovani. Ci sarà una sfilata di costumi da bagno estivi, logicamente adattati all'ambiente, di conseguenza vedremo non solo i costumi ma vedremo anche delle belle ragazze. Aperitivi, musica, buffet ed una grande sfilata a bordo vasca con musica di intrattenimento hanno animato per un'intera notte questa grande piscina immersa nel verde, bissando il successo dell'evento tenutosi nella piscina di Montagnana lo scorso luglio. Promuoviamo il nostro impianto di Este, uno l'abbiamo tenuto anche nella piscina di Montagnana in luglio. DJ che provengono anche dal London Club di Este, qui noi collaboriamo, poi c'è il buffet, è stato organizzato per ragazzi di tutte le età, è il primo evento che facciamo, però siamo intenzionati a farne degli altri. Quindi speriamo vada bene per poter fare eventualmente anche un bis. L'apertura notturna della piscina chiude idealmente la stagione sportiva del Team Euganeo, ma non tutti sono a riposo in questa calda estate. Abbiamo dei ragazzi che hanno rappresentato il Team Euganeo di Este Montagnana anche a livello nazionale, facendo parte delle rappresentative della sua categoria giovanile, e direi con abbastanza successo. Abbiamo dei campioni italiani e abbiamo dei ragazzi che hanno fatto dei record in questo momento del livello proprio nazionale, e siamo molto, molto fieri. La pallanuoto non ci ha mai deluso, anche se abbiamo delle squadre giovanili. Credo che per un centro della nostra portata siamo veramente fieri. Il Team Euganeo riparte quindi a settembre con corsi adatti a grandi e piccoli ed oltre al nuoto proporrà diverse attività legate agli sport acquatici. Il nostro impianto è adibito a insegnare il nuoto fondamentalmente, però negli ultimi anni ha preso una piega verso il fitness attraverso diverse attività che coinvolgono il corpo in acqua in maniera molto divertente, direi, perché siamo passati del movimento semplice in acqua a un'attività piena di attrezzi, dei biciclette, dei tapis roulant, di tutto quello che venga in mente per poter muoversi in modo divertente, insomma. Benissimo, quindi a settembre ricominceremo con gli allenamenti, con i vari corsi per grandi, piccini e chiunque abbia voglia di imparare a nuotare fondamentalmente. Proprio così, partiamo dai 3 mesi d'età e non ci fermiamo finché qualcuno non ci separi. Ai ragazzi non resta ora che godersi il fresco sotto le stelle, nell'attesa di riprendere i nuovi corsi e le attività che il Team Euganeo proporrà con successo da settembre e che potrete seguire sul sito www.teameuganeo.it.